Ma innanzitutto è una legge che il settore aspettava da lungo tempo, devo dire è stata non solo concepita con loro ma anche scritta in maniera molto semplice peraltro, anche con un occhio di riguardo non solo al settore che è un settore preziosissimo quando si parla di pane, ma anche un occhio di riguardo verso il consumatore che oggi più che mai è attento a ciò che compra, a ciò che acquista, a ciò che mangia, a ciò che porta sulla tavola di famiglia, ma che ha assolutamente la necessità di sapere che cosa acquista, e quindi è stato valorizzato di molto l'arte bianca, nel senso che viene riconosciuto ciò che è veramente il panificatore, quello che è il panettiere per come lo concepiamo noi da quando siamo bambini, cioè colui il quale si sveglia la notte, fa il pane di notte, lo lascia lievitare e in un qualche modo poi appunto dà un prodotto fresco. Quando si parla di pane fresco vuol dire che è un prodotto che non ha subito interruzioni, non ha subito congelamenti, non ha subito nulla di tutto quello, anche l'aggiunta di additivi particolari che in un qualche modo non solo rallentano la lievitazione ma anche tolgono la genuinità a quello che è il prodotto. Vi era una grande attenzione da parte del settore perché tantissimo è il prodotto, io non ho nulla e nemmeno il settore ha nulla contro i prodotti che arrivano congelati, ci mancherebbe altro, ma non hanno nulla a che vedere col pane fresco. È pane precotto, pane cotto, che poi appunto troviamo nelle varie rivendite, ma che non può assolutamente essere omologato o comunque in qualche modo riconosciuto come pane fresco, e quindi il consumatore è giusto che sappia ciò che acquista. Peraltro il tema anche di tutte le importazioni di pane dai paesi dell'est, cui tantissime attenzioni alla qualità non sono le stesse che abbiamo noi in Italia, quindi tutto ciò che è sicuramente made in Italy è da tenere in grande considerazione anche nel settore di tutto ciò che deriva appunto da lavorazione industriale, quindi anche da una fase di congelamento e quant'altro, quindi nulla contrario a questo, ma sicuramente un'informazione precisa. Da qui ne deriva poi il riconoscimento appunto per il forno di qualità e poi anche un albo che sarà condiviso anche con i comuni, perché tante erano le richieste perché venissero riconosciute le specialità tipiche artigianali di tradizione del pane della nostra regione, in cui devo dire è sicuramente molto molto ampio il settore e anche la varietà, e quindi è un modo ancora una volta per riconoscere le tante tipicità del nostro bel territorio e valorizzarle, quindi valorizzando anche tradizioni, usi e, insomma, e buone pratiche anche di questo settore. Quindi è una legge molto semplice ma di grande innovazione, peraltro sono già tantissimi coloro i quali hanno mandato mail e messaggi di ringraziamento perché era molto molto attesa.